Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità della nostra squadra del cuore. Vediamo il video. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa 2 giorni prima della partita contro il Napoli, presentando la partita. Per quanto riguarda sabato, ovviamente Napoli non è una partita come le altre per me, ma è una partita molto speciale. Sono nato lì. Tutti i miei amici e la mia famiglia sono lì. È una partita che vale 3 punti per noi e cercheremo di portarli a casa. Considerando quello che possiamo dimostrare in campo, ci vogliono tanta grinta, dedizione e sacrificio, tutti valori che incarniamo dal 10 luglio. È qualcosa che la storia ci chiede. Com'è stato il tuo risveglio da allenatore di Serie A? Vedremo lo stesso atteggiamento della Fiorentina contro il Napoli? È stato un risveglio normale. So che il calcio può essere ingannevole e che bisogna sempre tenere i piedi per terra. È nei momenti più emozionanti che ci si può trovare in situazioni difficili e nei momenti di maggiore pressione che si può provare una grande gioia. Sono allenatore da oltre 3 anni e stamattina mi sentivo diverso, ma conosco l'obiettivo e la strada da seguire. So che non possiamo farci distrarre da una partita che ci ha dato così tanti spunti. Siamo sulla strada giusta. Come sta Gaetano? Potrebbe partire titolare o verrà utilizzato ancora durante la partita? Gaetano ha giocato una ventina di minuti. È un giocatore che ha un'altra settimana di lavoro davanti a sé. Potrebbe partire titolare o addirittura giocare durante la partita. Vedremo. A proposito del Napoli di oggi, come si fa a contenere un centrocampo con Kevin De Bruyne e Scott McTominay? Secondo me, il Napoli si è rinforzato notevolmente. Hanno preso non solo De Bruyne, ma anche Lucca e Lang. Sono forti e hanno qualità. Affrontiamo una partita che porterà con sé momenti difficili, ma ci siamo preparati. Non abbiamo paura, perché non è nel nostro DNA. Mancano ancora pochi giorni al mercato. Come evolverà la squadra? Sono ottimista. Un giocatore è già arrivato e spero che ne arriveranno altri. Sono fiducioso e credo nel club. E sono convinto che questi giocatori prima o poi arriveranno. Contro la Fiorentina abbiamo visto valori importanti come compattezza e aggressività, ma non dal primo minuto, bensì con l'avanzare della partita. Li rivedremo? Contro il Napoli, da napoletano, fin da bambino, hai vissuto lo scudetto di Maradona. Compattanza e aggressività sono ingredienti impensabili da avere subito. Vanno allenati. Non si possono allenare in una settimana o 20 giorni. Ci vuole tempo, e siamo contenti di averli visti nell'ultima partita. Si consolidano strada facendo. Lo scudetto del Napoli? Avevo 4 anni quando Maradona lo vinse. Lo ricordo da qualche foto. Gli altri 2 non li ho vissuti perché ero al Cagliari e non al Napoli. Durante i miei anni da calciatore non ho avuto molti contatti con il calcio del Napoli. Ho sempre tifato per le squadre in cui ho giocato. Il numero di gol segnati dai centrocampisti è aumentato o diminuito negli ultimi anni? Pensi che possano essere una strategia vincente nel calcio moderno? Oggi vediamo meno tiri da fuori area. Cerchiamo di giocare in spazi più stretti, e questo ha i suoi svantaggi, perché raramente lascia liberi i giocatori di tirare da dietro. È difficile per i centrocampisti inserirsi da dietro se preferiscono uno stile di calcio con spazi limitati e passaggi precisi. Tutto questo è qualcosa che stiamo cercando di testare, ma il modo in cui interpretiamo le partite e la metodologia che vogliamo implementare sono cambiati. Se giocassimo un calcio diverso, potremmo lasciare liberi i giocatori di tirare e di inserirsi. Borrelli è stata una splendida sorpresa contro la Fiorentina. Potrebbe essere utile anche in trasferta? Borrelli ha esordito bene e questo è uno degli aspetti su cui dobbiamo lavorare. Sono contento del suo spirito, del coraggio che ha dimostrato davanti ai nostri tifosi e sono convinto che abbia giocato con grande generosità. Ha dato tutto ed è quello che voglio vedere dai ragazzi. Contro il Napoli potrebbe partire titolare o giocare per tutta la partita. Palestra è l'ultimo acquisto. Come sta andando? Marco è in ottima forma, non ha bisogno di recuperare. Sappiamo cosa può dare, potrebbe essere titolare o un giocatore utile durante la partita. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!